Allora, amici belli, benvenuti, bentornati. Siamo nella foresta, la foresta amazzonica. Potete lasciare un like per la natura di questa squadra che è nata male, che è cresciuta peggio e che non è stata aggiustata. Perché questa, chiamiamola sconfitta, chiamiamola sconfitta col Frosinone, dimostra ancora una volta che tu devi... questa era un'altra finale, eh? Abbiamo pareggiato un'altra finale. Tante cose, iscrivetevi al canale, fate quello che cazzo volete voi. Allora, si comincia con Calzona che abbraccia Di Francesco, perché Di Francesco era uno di quegli allenatori che lui ha citato, oltre a Sarri, oltre a Spalletti, che era allo stadio. Voglio fare un attimo un recap di quello che è successo, perché mi sono scritto tutto, sono pronto. Mi sono svegliato alle 6:30, o meglio, mi sono svegliato prima per avere gli occhi aperti e guardare quello che è successo. Una partita non è una partita strana, non è una partita particolare, diversa dalle altre, è un'altra partita, è un'altra amichevole estiva. Abbiamo parlato con la partita col Monza di partita primaverile, questa è un'altra amichevole estiva, perché nelle amichevoli estive succede un po' di tutto, siamo tutti un po' allegri, non siamo sul pezzo, perché è così. E ancora una volta il messaggio fondamentale è che deve cambiare il racconto del calcio. Quando ogni volta che vi dicono ci sono 7 finali, 9 finali, 15 finali, quest'altra finale l'abbiamo pareggiata. Non si pareggiano le finali o si vincono o si perdono. Quindi questa è la prima cosa. Però il Napoli comincia benino e ci sono molte occasioni, dobbiamo essere onesti nel dire che molte occasioni le abbiamo sprecate noi, non è che abbiamo incontrato un avversario. E quante volte ho detto questa frase: avversario fortissimo, non ce n'è niente da fare. Non è vero, avversario abbordabilissimo che potevi distruggere tranquillamente. Si comincia col fatto di Osimhen che si è struppiata la mano, non ho capito bene, vabbè. Anche sa, 10 minuti male, anche sa, 10 minuti molto male, mentre tutti gli altri, io ho scritto, erano in the mood, perché mi sembravano tutti sul pezzo, belli pimpanti, c'era Politano, c'era Osimhen, mi sembravano molto molto sul pezzo e pimpanti. Osimhen tiro centrale, parato, Ostigard che si gira altissimo, bisogna ragionare sul fatto che non c'è Juan Jesus, gioca Ostigard, non gioca Nathan, questo è il discorso della natura di questa squadra. Non gioca Nathan, quindi Nathan o è esploso e quindi ci sono pezzettini di Nathan a Castelvolturno ed è esploso, oppure non è proprio possibile, non è proprio immaginabile. Poi c'è il gollazzo di Politano, che quando vi ho detto li devi confermare quelli là che stanno in fiducia, e fa un grandissimo gol Politano. Dopodiché Osimhen si mangia un gol, solo lui la porta, che è clamoroso, che mi fa urlare. È chiaro, tutti qua di abbonati scrivono 130 milioni. Lo ripeto per l'ennesima volta, chi sta attento lo sa. Osimhen è capace di fare quei gol incredibili che vola nell'aria e poi è capace di mangiarsi questi qua. Ci aggiungi il fatto che è un ragazzo problematico per tutta una serie di motivi. Osimhen, se ti danno 60 milioni devi accettare, devi ringraziare. 60 milioni, diminuisce sempre di più, attenzione. Tiro di Kvara centrale che ci prova in vari modi, insomma tutti benino tranne Anghissà. Dopodiché Rachmani non prende, perché si lancia col piede, no? Non lo prende, però poi gli frana addosso ed è rigore, e secondo me è rigore. Rachmani si fa pure prendere, si fa ammonire per proteste. Per me è rigore, come è rigore quello di Ngong, che non ci danno questo rigore qua. Però Meret la para, simile a quello di Pessina. Soulé, quindi Soulé, benvenuto a Napoli, perché non sbaglia il rigore, benvenuto a Napoli, il discorso del mercato come ritorna. Meret la para. Zielinski di testa fuori, si mangia anche un gol Zielinski che si gira bene, poteva tirare forse col destro, si gira col sinistro ma gliela appoggia. Dopodiché ancora che dire, ancora Meret, che dire, è un altro tema.
Quindi ecco Osimhen che fa un bel passaggio Osimhen per Zielinski che lo para, cresce Anguissa piano piano, si vede in crescita. E poi io mi sono scritto Østigård spara palloni a caso, perché lì si deve parlare. L'importanza di Kim era anche il modo in cui impostava, e l'abbiamo detto più volte. Kim fortissimo anche in copertura, ma aveva una capacità in impostazione superiore alla norma, mentre quando dai la palla a Østigård, a lui gli piace fare il lancio, molto spesso impreciso, si prende la responsabilità, ma non è un fine dicitore, purtroppo. Secondo tempo, Osi fa un bello scavino parato da Turati. Turati più volte è stato colpito dai nostri, poi ha fatto anche delle parate importanti. Di Lorenzo di testa, ma era un potenziale fuorigioco oppure gioco pericoloso, non lo so. Khedira segna, imboccato da Meret, la solita cosa, ti prendi il rischio, qua si deve chiedere a Calzona se gli ha detto no, tu falli, prenditi il rischio Meret, perché Meret è uguale a quello che è successo in tanti altri anni. E quindi gol di Khedira. Quindi è già fatta, il Napoli ha il bomber del futuro. Al 60° mi sono segnato che Amir si guarda con Meret, preferisce metterla in fallo laterale, eppure abbiamo rischiato là. Kvara parato, corner, perché poi dal corner successivo arriva il gol di Osimhen, che fa un gol di quelli là sui, la zampata, in questo caso riesce di non stare in fuorigioco sul tiro da fuori di Kvara, che risulta un assist, e quindi 2-1 per il Napoli. Il like per la tosse, subito. La reazione di Mario Rui doveva essere espulso senza dubbio, secondo me, perché rivedendo, poi lo rivedremo meglio domani, iscrivetevi al canale perché c'è l'analisi tattica con tutti gli screenshot, sarà importantissimo vedere, perché dalle amichevoli si vede poi che stagione farai, è importante. Quindi doveva già essere probabilmente espulso, sei stato graziato, Calzona deve immediatamente mettere Mazzocchi. Io sono quello che Mazzocchi non mi piace, non mi fa impazzire. Devi mettere immediatamente Mazzocchi, lo fanno tutti gli allenatori del mondo. Quando ti rendi conto che il giocatore è nervoso, quando è già ammonito, insomma così, e infatti dopo succede la frittata, perché poi devi vedere la prossima. Insomma, Khedira fa un gran gol staccando di testa, è proprio Mario Rui che non riesce a intervenire, non riesce a fare il fallo perché sa di essere a rischio espulsione. Un bel cross in mezzo, Khedira tranquillo tra Rachmani e Østigård, stacca da solo, fa un bel gol. E quindi 2-2, dopodiché 2 occasioni di Kvara, che para prima di sinistro, bella parata di Turati, poi di destro, così e così. Poi entra Raspadori e Cajuste per Politano si è fatto male, dobbiamo capire bene. Quindi entra Raspadori e Cajuste al posto di Zielinski. Significa che è esploso Traoré, perché la vuoi vincere sta partita, non metti Cajuste, metti un Traoré, metti un Lindstrom, vuol dire che Lindstrom non va, che Traoré non va, che Nathan non va, Dendoncker dov'è? Rendiamoci conto del mercato che ha fatto il Napoli, per favore, rendiamocene conto. Meret fa pure una bella parata di piede, perché ci stavano facendo la siringa finale, entra poi Simeone all'85°, troppo tardi, al posto di Anguissa, e arriva anche il rosso a Mario Rui, che è la ciliegina sulla torta, perché sarai costretto a mettere Mazzocchi lì per la prossima finale. Allora signori, è evidente, no? La situazione qua, ed è il Bologna che perde qualche punto. Non illudetevi, la mia richiesta ai giocatori era di avere un grande orgoglio e di farci divertire e di divertirsi anche loro, per dimostrare il calcio d'agosto, perché questo è già calcio d'agosto con il cooling break, eccetera eccetera, è così, è imprevedibile, sembra che non si sta lottando per nulla. Ecco perché vi ho detto mi piace la Conference League. Se passa il discorso no, è meglio non andarci, questi non ci vanno. Dalla società sta arrivando il segnale: oh, impegniamoci, è importantissimo andare in Europa anche in Conference. Non sta arrivando, e se non arriva
non li vedrete mai fare lo sforzo eccessivo. Avranno quegli scatti di grande tecnica individuale, avranno dei momenti in cui sono più forti degli avversari e segnano, come è successo con il Monza, ma ci saranno anche dei momenti in cui è passato il pallone e che ci vuoi fare? Quindi questa è la realtà dei fatti, questa era una realtà che si era letta tranquillamente. Non fatevi illudere da quelli che sono i racconti di qualcuno. Vi prego, ragionate con la vostra, non ascoltate nemmeno me, ragionate con la vostra testa. Io sono fiducioso che se ragionate con la vostra testa capite esattamente qual è la condizione, qual è la situazione e come si dovrà affrontare la prossima. Si parla dell'allenatore, si parla di Manna. Questa partita, oltre alle varie prestazioni, una cosa buona si può portare dietro, che non ci illudiamo che questi giocatori a 4 gol col Monza siamo fortissimi, non siamo fortissimi. Di Lorenzo si abbassa i calzerotti, che poi dobbiamo fare l'analisi di ogni individuale delle cose. Un segno di resa clamoroso, clamorosissimo, e quindi ognuno di loro ci dimostrasse nel finale di campionato che loro meritano la maglia del Napoli l'anno prossimo, altrimenti non è questione di voglio fare la squadra più forte, ti devi liberare, e sarà difficile, di quelli che non ne hanno più, non riescono a darti più nessun tipo di prestazione positiva. Quindi attenzione, Calcio Napoli, fai le tue scelte e falle bene, perché qua bisogna cambiare moltissimi giocatori della squadra e non sarà facile, pure se c'hai i soldi, pure se c'hai le riserve, perché hai le riserve, qualche cessione importante, cessione, hai capito? Vediamo cosa succede, perché diventa difficile. Sappiate che le altre squadre sono agguerrite e l'unica che dimostra di avere difficoltà simili alle nostre è la Lazio. Ma la classifica guardatela voi, io sono come Mazzarri, non la guardo la classifica. Da New York, no, dalla Pennsylvania, dai boschi, Valerio Fluido e tutto, vi abbraccio, vi bacio, il like è per me, perché io mi sono svegliato al mattino presto per vedere questa roba, ma fondamentalmente questo pareggio in questa finale non ci porta trofei.